7 di mattina, ma lui era già a scuola, lo portavano i suoi che lavoravano fuori città e aspettava con un freddo senza pietà. Lei sempre in ritardo, incrociati mai, lui la vedeva nei corridoi e pensava: lei è troppo per me, era sempre circondata e irraggiungibile. Lui pensava: non si accorgerà neanche che sono qua. Lei pensava ad altro, forse a niente, sempre in mezzo alla gente, sempre in mezzo alla gente. Ma lui oggi è arrivato con qualcosa per lei, un fiore rosso consigliato da papà che fa il fiorista da una vita e ne sa. Lei sta pensando: non li reggo più, se fosse un treno salterebbe giù. Incrocia lui in giro nei corridoi, lui non la vede ma lei vede lui. Pensa non l'accetterà neanche per carità. Pensa carino quello là, come si chiamerà, come si chiamerà. E lui butta nel cesso il fiore preso per lei, non ha coraggio e forse non l'avrà mai. Lei è proprio troppo, troppo per lui. Sono le 10 di mattina e lei ci pensa ancora a quello dei corridoi. Non era bello, ma accanto a lui, anche se solo un secondo, ci si è vista lei. Pensa: oggi studierò, me ne dimenticherò. Pensa che viaggi sto facendo, ma sognare è stupendo, sognare è stupendo, sognare è stupendo.